Totò Alessi. Tutto bene, Totò? Sediamoci un po' che io... Ti vuoi accomodare 2 minutini? Sì, mi hai portato una bella... Il microfono non serve. No, ok. No, vabbè, lo tengo qui, va bene? Mi siedo qui con te, ti faccio compagnia? Sì, mi piace, quella canzone bellissima, è molto particolare. Ma questo è un brano che mi ha portato tanto bene, tu non ci crederai, e ancora oggi la gente piace. Per me questa è una bella cosa. Come dire vedi, fai l'arte e mettila da parte. Questa è un'arte conservata che negli anni magari ti darà sempre del pane. Del pane. Bene, ma cosa hai portato? Niente, io oggi voglio pensare in primissima a tutti i papà del mondo. Con un applauso. E qui abbiamo una poesia inedita che io la volevo dedicare a tutti i papà. Vai, Totò, vai. Caro papà, Cauiando con tanto amore fa di razza mi pigliasti e proprio una volta con tanto stupore sto piccino appena nato toccasti. Caro papà, eri così felice da mostrarmi a tutti i parenti e amici che una volta ti passai senza ciarare quando camminai verso di te senza cascare. Caro papà, che sempre con tanta pazienza ha stato sempre accanto a mia, arialandomi con tanta saggezza i consigli di camminare nella vita mia. Caro papà, che la prima volta che mi stringi sta mano fu quando ti abbandonai per battere soldato. Facevi finta di essere contenti, ma io capii che stavi soffrendo tanto. Caro papà, quando l'acqua passava sotto i ponti fino a quando una creatura ti chiamavo, lasciandomi una ferita in tale cuore. Ancora oggi il tempo la risanava. A notte prego il Signore per farti tornare magari solo un momento, ma saccio che non si può verificare e mi resta così solo un tormento. Sì, un tormento, e chi mi ricordai una cosa che non dovessi mai, una parola tanto semplice e bella, che ti disse tanto, ma tanta allegria. Ora a tutti i figli ci volesse dire, non aspettate di dire la vostra pace da un fondo che letto, abbracciatevi e dicete a cielo, papà ti voglio bene, e non fate come la mia, che ancora mi batto peggio. Io non so se a casa magari siamo riusciti, che sei arrivato a casa, diciamo, l'audio bene, però mi prometti che magari in un'altra puntata me la regalerai nuovamente, eh? Sì. Perché io penso che a casa la vogliono sentire ancora meglio. Ok? Bene? Ok. Ciao Antonio Costanzo, che poc'anzi non l'ho salutato, mio cugino che... Mandagli un bacio, ora però cambiamo un bacione. Cambiamo pagina.